Si celebra oggi la giornata del mare, istituita nel 2017 per sensibilizzare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado al fine di sviluppare la cultura del mare, inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, secondo una intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera. A Porto Empedocle il comandante della Capitaneria di Porto, Fabio Serafino, nell'accogliere gli studenti dell'Istituto Tecnico Nautico Gallo di Porto Empedocle nel piazzale della Capitaneria, ha parlato del significato della giornata e dell'impegno della Guardia Costiera e dei suoi compiti istituzionali. Presente anche una delegazione dell'ANMI, l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Studenti che si sono poi spostati in sala operativa per vedere direttamente come funziona l'operatività della Guardia Costiera e poi in sala riunioni per un video dimostrativo sui temi della giornata del mare. Infine hanno assistito ad un intervento di soccorso. È stato infatti simulata la richiesta di aiuto da parte di un gommone con persone a bordo che avevano necessità di soccorso. È intervenuta la motovedetta della Guardia Costiera per completare il soccorso. Si è arrivati quindi in banchina al porto, dove è stato accompagnato l'infortunato. Oggi l'11 aprile ricade questa ricorrenza. L'istituzione è abbastanza recente perché è dal 2017 che è stata istituita la giornata del mare e della cultura marinara e fa parte di quel progetto più ampio di strategia comunicativa che ha il fine di far sì che il rispetto delle leggi e il rispetto del mare, il rispetto dell'ambiente si attui in maniera preventiva piuttosto che in una fase repressiva, o comunque che si faccia lo sforzo maggiore per far sì che il rispetto delle leggi, il rispetto del mare non debba venire fuori da un'azione di repressione, di controllo che comunque ci deve sempre essere, ma che parta da un risveglio delle coscienze, da un'educazione che faccia sì, insomma, che si percepisca l'importanza del rispetto del mare. La giornata è stata istituita, come ho già detto, nel 2017 tramite la sottoscrizione di un protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. L'obiettivo è appunto quello di riconoscere, di ampliare la cultura del mare in tutti i suoi aspetti, perché il mare, oltre ovviamente alle esigenze essenziali di tutelarlo come una parte enorme dell'ambiente che ci circonda e che ha assoluta necessità di essere tutelato. Infatti nello stesso periodo è partita quella che ormai è nota comunemente come la campagna Plastic Free e quindi, ripeto, il mare è questa risorsa così importante che deve essere valorizzata in tutti i suoi aspetti. Oltre a quello ambientale, il mare è cultura a 360 gradi, il mare è risorsa scientifica, il mare tiene nascosti ancora nelle sue profondità tantissimi reperti archeologici, tanta cultura, tanta storia. Il mare è stato lo strumento il mezzo con il quale le culture si sono avvicinate, quindi mediante il quale c'è stata la possibilità degli interscambi culturali e dell'accrescimento scientifico e di conoscenza dei vari paesi, quindi è una risorsa assolutamente di rilievo. Da parte della Capitaneria di Porto con la nostra scuola, i nostri ragazzi sono felici perché finalmente possono vedere le esercitazioni, quello che loro sperano di fare nel loro futuro, lavorare proprio nell'ambito del mare. Del resto l'indirizzo che hanno scelto riguarda proprio il mare, la salvaguardia del mare, la cultura del mare, la tutela del mare e vivere il mare a 360 gradi, lavorandoci possibilmente. Qualche ragazzo sarà un futuro ufficiale della Capitaneria?
I nostri ragazzi ci sperano tanto e proprio per questo alla fine dell'anno faremo anche una giornata di orientamento per queste attività. I nostri ragazzi sono pronti a intraprendere tutte le attività relative al mare proprio.